Eccoci tornati in studio di sabato pomeriggio e prima di andare con la prossima rubrica vi vorrei ricordare i codici e i nomi dei nostri concorrenti cantanti per farvi votare da casa. Con il codice 01 Maniva, con il codice 02 Josap, con il codice 03 Mike, con il codice 04 Fortuna Cafasso. Vi ricordo anche il numero 342 6275 717. Sono arrivati tantissimi voti, stanno lavorando alla Clemente perché veramente tanti. Continuate, solo messaggi WhatsApp con il codice, oppure il nome, ma comunque vale il codice. Adesso andiamo invece con la rubrica dei libri, Ius Arte Libri, condotta da Antonella Sotira. Buon pomeriggio, bentrovati al nostro ponte di libri fra terre e uomini di valore. Oggi con noi abbiamo Flaminia Marinaro, giornalista, si occupa di libri da sempre, ci siamo conosciuti per questo motivo, ha ideato il format Scrittori in Salotto, ci siamo fatti molto compagnia durante il Covid con i nostri salotti web che però ci hanno consentito di rimanere attaccati, uniti, e poi finalmente, dopo essersi occupata di tanti libri, averci anche presentato tantissimi autori che ha selezionato con noi per il concorso Ius Arte Libri, finalmente ha dato alle stampe il suo primo romanzo. Ma prima di parlare del romanzo vogliamo fare una dedica particolare alla nostra Flaminia Marinaro per entrare nelle atmosfere bellissime del cinema, perché la protagonista del suo romanzo, L'ultima diva, è una grande attrice del cinema muto, e quindi pregherei il maestro Alex Paravano di procedere con questa dedica francese. Je ne savais que prendre plus dans un monde qui peine et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Avevamo bisogno di questa atmosfera molto francese, perché comunque la tua protagonista, zia Checca, no? Perché per te è una persona di famiglia, visse anche in Francia. Allora parlaci di zia Checca, Francesca Bertini, l'ultima diva del cinema muto italiano. Ma lei è stata un personaggio straordinario, direi un personaggio iconico, forse poco conosciuto fino ad ora, perché io ho cercato in qualche modo di riportare un po' di luce su di lei, spero di essere riuscita. Effettivamente lei si forma nei primi anni del Novecento, passa dal teatro al cinema e vive quel momento magico del cinema muto, perché il cinema non esisteva, quindi era la trasposizione teatrale davanti a una telecamera. E questo dura una decina d'anni, durante i quali lei gira un'infinità di film, ne fa più di una settimana, veramente centinaia, e poi nell'epilogo della sua vita artistica, che era ancora giovanissima, effettivamente lei va in Francia. Quindi maestro, lei ci ha assolutamente preso con queste canzoni, va in Francia e da lì tenta nuove avventure, però insomma poi la macchina da presa veramente si era messa in moto, e quindi insomma poi la sua storia più o meno ormai si conosce, e quindi insomma è andata avanti per un po' finché abbiamo reso omaggio a Francesca anche prima con la nostra rubrica sul cinema, ma c'è una particolarità, perché è l'unica diva di cui conosciamo la voce. Sì, perché poi lei in realtà non proprio l'unica, c'è questa generazione di attori del cinema muto, grazie ai quali, ripeto, nasce il cinema, quindi nasce l'idea di inquadratura. Allora loro cominciano con l'inquadratura lunga, a campo largo, la figura presa da tutto il corpo. Poi insomma il cinema evolve, tant'è vero, ecco, che io nel libro, al di là della sua vita, che ovviamente per me poi aveva un valore particolare perché era il racconto che lei ci aveva fatto della sua vita, però mi sono anche molto divertita. È stato anche un libro in cui ho dovuto approfondire parecchio, però ecco l'evoluzione del cinema fino a quello che è diventato oggi. E tra l'altro ci accorgiamo che il cinema di oggi
utilizza molte tecniche di allora, cioè il cosiddetto piano sequenza, che oggi sembra una cosa straordinaria. Non so, adesso cito un regista che tutti conoscono, Inarritu, il famoso Birdman. Quel film è un film eccezionale perché utilizza il piano sequenza, vale a dire non ci sono tagli. In realtà il piano sequenza, ovviamente avevano pellicole molto più corte rispetto alle nostre, però lunghissime, e viene dal cinema muto, quindi per dire che il cinema muto ha dato il là a tutto. E quindi questo oblio che in qualche modo lo ha oscurato effettivamente andava rimosso. Flaminia, noi l'anno scorso nel nostro concorso abbiamo ospitato un romanzo, I Dissipati, che era ambientato negli anni '20 e che proprio a un certo punto utilizzava sembri fra Lambertini, no? Perché Lambertini inventò il divismo. In che senso? Nel senso, a parte ci sono degli stralci ancora di lei che vengono dei pezzi di repertorio, ce n'è uno molto buffo, che poi io che la ricordo bene a casa, lei era così, effettivamente lei diceva, io sono... Il divismo è nato con me, io sono la prima e l'ultima diva. Io l'ho chiamato ultima diva, ma in realtà lei è stata la prima, perché questo termine è stato coniato per lei. E essere diva vuol dire veramente avere l'X Factor, quindi ci nasci. Qualunque cosa lei facesse, anche novantenne, quando la ricordo io, perché naturalmente l'ho conosciuta anzianissima, lei aveva ancora quella frivolezza, quel suo modo di catturare l'attenzione degli altri. Che è riuscita a trasmetterti, perché beh, anche carina. abbiamo fatto tante cose insieme, scorreranno anche le foto della premiazione, no? Che ti abbiamo fatto nel 2014 per questa tua start-up, questa piccola televisione in pochi minuti al mattino, il caffè delle 10. Quanto ci hai lavorato a questo libro? Quanto ti è costato in termini di fatica? Allora, il libro, devo dire la verità, il libro io a scriverlo ci ho messo pochissimo. Quello che è stato la fatica enorme, non so se altri autori, perché ecco, scrittori mi sembra troppo per quanto mi riguarda, però altri autori hanno hanno provato le stesse cose, insomma, hanno vissuto lo stesso percorso. La difficoltà è stata intanto rimetterci le mani, perché tu butti giù un canovaccio, poi lo devi inspessire, lo devi costruire. E poi certo è difficilissimo trovare un editore, e io per fortuna ho avuto appunto la fortuna, scusate il bisticcio di parole, di imbattermi in un editore eccezionale che è Fazzi, perché è veramente un editore di grandissima qualità e insomma poi una volta che trovi le persone giuste non sei più perché tu hai solo. fatto una tournée da diva con questo libro. Ecco, io ho iniziato. Diciamo che è stato anche selezionato e candidato allo Strega. È stato presentato allo Strega dal sindaco poi Ignazio Marino, che si trova ormai in America, gliel'avevano mandato degli amici comuni. Questo è stato molto buffo perché mi arriva all'improvviso, non sapevo che lui ce l'avesse. Questa telefonata dicendo: guarda, ho letto il libro, mi piace molto, ti dispiace se lo presento allo Strega? Ma dico, non me lo chiedere nemmeno, certo. Fallo e basta. No, però ecco, dicevo, il libro è uscito l'anno scorso, il 9 settembre, io l'ho presentato in anteprima al Festival di Venezia ed è stata una bomba. Prima ma sei arrivata anche tu come una diva, red carpet? Beh, insomma, io poi, insomma, come vedi, sono molto easy. Però perché a Venezia? Perché effettivamente lei, che era una diva, quindi si fregiava anche di cose forse un po' esagerate, ha sempre detto in realtà, e quindi ho voluto riconoscerglielo questo e scriverlo nel libro, che il Festival di Venezia è stata un'idea sua, perché lei tra i tanti amori divenne l'amante di Giuseppe Volpi di Misurata a Venezia, e nel 30 lui era tornato dalla Tripolitania, lei legge sul giornale la sua storia d'amore era finita, il suo matrimonio era finito, era disperata, legge sul giornale che questo personaggio lei aveva conosciuto anni prima a casa Beneduce, adesso non vi spiego di più, ma se volete saperne di più leggetevi il libro. Quindi legge di Giuseppe Volpi di Misurata e pensa: quest'uomo mi potrebbe essere molto utile, quindi prende il treno, va e lo conquista. Effettivamente lui, che tra l'altro viveva a Venezia con la moglie, le prende questo appartamento pazzesco sul Canal Grande e la tratta come la moglie in carica, mentre la moglie vera era a casa.
Quindi per carità, io la vedo dal punto di vista di Francesca Bertini, è fantastico così, però insomma... Beh, una grande imprenditrice di se stessa. E quindi lei suggerisce a Volpe di Misurata di ideare un festival del cinema, ed è Volpe di Misurata effettivamente dà il là al Festival di Venezia, quindi non sapremo mai qual è la verità, però per quanto mi riguarda penso che sia questa. Senti Flaminia, hai recensito tantissimi libri, lo fai di professione, qual è un libro che ti ha particolarmente emozionato? Io leggo un sacco di libri perché appunto mi occupo di critica letteraria su varie testate italiane importanti, e quindi leggo di tutto. Diciamo che c'è un libro che mi ha particolarmente, combinazione sempre Fazzi, ma non è faziosa questa. La Fazzi ci ha regalato è un libro che mi ha molto colpito e che non so, a qualcuno può non piacere, ed è 2 settimane in settembre, di un autore inglese di fine 800, si chiama Sheriff, poi ve ne dirò un altro più recente invece. Perché è un libro che ti mette una serenità infinita, è il racconto di questa famiglia inglese della media borghesia che si prepara tutto l'anno finalmente a queste 2 settimane di vacanza. Quindi già questo è qualcosa di molto privato, intimo, in qualche modo riconosciamo in ognuno di noi, no? C'è qualcosa che ci emoziona follemente. E finalmente arrivano queste 2 settimane, c'è tutta questa preparazione. Insomma, leggetevi pure questo libro perché ne vale la pena. Vabbè, questo di fine 800 questo è di fine 800, ne vuoi uno super moderno? Sì. Beh, siamo qui per dare consigli di buona lettura. E allora vi consiglio come buona lettura l'ultimo di Giuseppe Scaraffia, non mi ricordo l'editore, certamente non è Fazzi, potrebbe essere un libro piccolo, potrebbe essere... Beh, lo trovate, si chiama Scrittore in armi, e praticamente sono delle piccole monografie di scrittori importantissimi che hanno vissuto ognuno a modo loro il servizio militare. Quindi è molto interessante e anche molto divertente, perché questo servizio militare è la verità, però anche un po' una metafora. Cioè, come vive un grande qualcosa che non gli piace? Interessante. È anche un consiglio di vita, è uscito da poco. Bene, senti Flaminia, leggere i libri normalmente si fa in silenzio, però io e te abbiamo organizzato anche tanti incontri, ci siamo sempre avvalsi della voce. Quanto è importante leggere ad alta voce, a parte l'interpretazione che facciamo fare tante volte ad attori comuni? Salutiamo Carolina a questo proposito, che ci ha accompagnato in tante occasioni. E quanto è importante leggere ad alta voce? Allora, che differenza fa? Carolina Zaccarini la cito perché lei è la voce dell'audiolibro dell'Ultima Diva, quindi a parte averci accompagnato tante volte, effettivamente c'è un audiolibro. Devo dire che quando senti un libro, io me li sento molto i libri, per esempio in questo momento tu leggi ad alta voce? Io ascolto, non leggo perché sentite che voce ho, nonostante io pure venga dal mondo della radio, però io ho questa voce, però insomma quando uno fa un programma di cultura può avere la voce che ha. Per esempio adesso sto ascoltando con la voce di Iaia Forte L'isola di Arturo di Elsa Morante, ed è meraviglioso. Lo trovi diverso? Sì, lo trovo diverso. Certo, la lettura è qualcosa di introspettivo, quindi nel tuo silenzio, della tua voce che non c'è, tu mediti qualcosa, però quando lo senti letto entri di più nell'atmosfera. Quindi io la consiglio. Bene, la nostra madrina dello scorso anno, Teresa Saponangelo, infatti ci invogliava a leggere ad alta voce, dice non perché io sia un'attrice, ma perché leggere un libro ad alta voce dà un'emozione completamente diversa. Però io ripeto, ascoltate, ascoltate gli attori, invece che fare gli attori. Quindi promuovi anche gli audiolibri, insomma, cioè secondo te ormai dovremmo andare in giro con le cuffiette e sentire però per esempio libri? io lo sento la mattina mentre preparo la prima colazione, che io ci metto un sacco perché io mi alzo alle 6 della mattina tutti i giorni, ci metto anche un'ora a preparare la colazione perché la prima colazione è fondamentale, quindi io la preparo per tutti ed è molto ricca, e allora ho quel tempo tra virgolette morto in cui posso ascoltare, e quindi mi sento l'audiolibro, senza parlare di quanto sta in macchina. Purtroppo col traffico di Roma ci stai tantissimo. Effettivamente è un'ottima idea questa di optare per gli audiolibri invece del solito CD oppure della radio. Esatto.
Senti Flaminia, la tua prossima fatica? Ci stai già lavorando? Allora, sto lavorando a una favola adesso, perché in realtà è una cosa buffa che è nata così. Hanno fatto un'antologia su Roma, un altro editore, dice 100 parole Roma. E io in questa conosco l'editore, ci saremo già. insieme, saremo insieme Roma in in 100 parole. antologia. Io ho mandato questo mini raccontino stringatissimo, che però aveva una trama nelle 100 parole, certo. una trama per bambini, e insomma quindi mi hanno chiesto di allungare questa trama, non lui, un altro editore. Quindi l'idea è nata un lì, editore per bambini, cioè la storia è carina, quindi la sto inspessendo. Ecco, il lavoro, ho capito, dello scrittore è inspessire. Io finora ho inspessito solo me stessa. Mentre parliamo, scorreranno le immagini anche dei nostri incontri, di qualche nostro salotto, della premiazione alla Camera dei Deputati. Noi ospitiamo più che altro, come sai, libri che quasi giuridici o che vengono dall'ambiente giuridico, spessissimo gialli. Quanto ti piacciono i gialli? Ah, moltissimo, io adoro i gialli. Io, a parte, vengo anch'io dall'ambiente giuridico perché facevo l'avvocato e la mia famiglia è tutta di avvocati, però ho detestato quel lavoro, quindi non ho visto l'ora di cancellarmi dall'albo e iscrivermi a quello dei giornalisti. Però tornando ai gialli, a parte ne vedo anche molti, io vedo anche moltissima televisione, io adoro vedere la televisione, i film, sono una cinefila, quindi mi vedo tutti gli Sherlock Holmes e poi mi leggo tutto, quindi per partire da Agatha Christie a finire a John Nesbo, che consiglio a tutti perché è veramente uno scrittore di grande... Quindi è il tuo genere preferito? Il giallo è il tuo genere preferito? Non è il mio genere preferito, perché io leggo molta narrativa, però il giallo mi piace molto. Senti, ci siamo imbattute insieme anche in tante amiche scrittrici che si occupano di grandi donne, no? Penso alla comune amica Alessandra Necci, Isabella d'Este, Lucrezia, ma anche Giulia Alberico, certo. No? Quindi com'è scrivere di donne? Una donna che scrive di una donna è più attendibile di un uomo? Ma oddio, adesso tu hai citato due scrittrici proprio storiche. Però anche tu l'hai fatto, hai scritto di una donna. Però io ho scritto di una donna... Beh, intanto io tutto quello che ho scritto voi lo dovete dare per buono, perché io l'ho spiegato dietro, io ho raccontato tutta questa storia iniziando da lei bambina fino alla sua fine e poi alla fine, sorpresa, ho detto per me era Zia Checca. E tutto questo racconto, che può sembrare in certi parti inventato, in realtà se l'era inventato lei, non me l'ero inventato io. Cioè, sono tutte storie che mi aveva raccontato lei, quindi probabilmente non sono proprio il percorso della sua vita, però era la vita che lei voleva che venisse fuori, quindi io in qualche modo le ho... Beh, comunemente si dice, no, che te la racconti, quindi racconti. Evidentemente No, lei era perché... anche brava in questo. Certo, ma la cosa mi ha fatto molto ridere. Io nelle mie tante presentazioni sono andata, una delle presentazioni che mi ha dato più emozione è stata la Cineteca di Bologna. Perché là c'è un pubblico pazzesco, sono tutti ragazzi che studiano questo. E me l'hanno presentato due professori universitari di storia del cinema e una in particolare del muto. E loro dice, sai, noi E avete proiettato il film? Abbiamo proiettato il film muto e vi consiglio di vedervi, per esempio io consiglio Song Bleu di Nino Xilia, uno dei pochi dove la regia non è della Bertini, perché lei faceva tutto. Perché è veramente un film dove c'è tutto, cioè c'è la trama, c'è il ritmo, c'è la cinematografia, perché Auxilia, per esempio, che tutti sapete chi è stato grande scrittore e giornalista e poi è morto a Caporetto a 25 anni, quindi lui ha una produzione artistica enorme, velocissima. Lui per esempio inserisce un'altra tecnica, cioè tra la telecamera e l'obiettivo c'è sempre qualcosa, che può essere un'ombra, un cancello, un filtro qualunque. Cioè quella è un'altra tecnica che poi è stata cooptata dalla cinematografia moderna e contemporanea. Allora però era per chiudere questo, il professore universitario specializzato in storia del cinema muto fa: c'erano delle cose che non mi tornavano, non filmografica, perché la filmografia è tutta precisa, non mi tornavano. Poi scopro Zia Checca e allora a sto punto io
ho cambiato la storia, perché ormai loro dovranno insegnare quello che ho scritto. Senti, ma tu hai un ricordo invece dell'ultima interpretazione, quella che fece con Bertolucci in Beh, lei 900? dunque, quella fu nel 1976, me lo ricordo bene, e seguiva un contratto che invece le voleva fare Luchino Visconti e che lei rifiutò. Lei lo rifiutò perché il minutaggio, secondo lei, era corto per una diva come lei, quindi lei rifiuta questa scrittura di Visconti, viene da noi, basta, ho rifiutato, poi si pente. Però ormai il film era partito, era quasi fatto, non c'è stato più niente da fare. Quindi, quando nel 76 arriva Bertolucci con Suor Desolata, lei ci chiama tutti, dice: che faccio? La suora non la faccio, non voglio... E noi non sappiamo veramente che consigliare, perché dico, Ma secondo te lei aveva fatto benissimo. aveva difficoltà perché non le piaceva l'abito da suora? Certo, lei tutto era fuorché una suora, e quindi, siccome poi era una donna molto intelligente, sapeva che l'età era quella che era, che quindi sarebbe stata probabilmente l'ultima. Si è avvicinata a noi una donna molto curiosa, Interpretazione, anche lei, un'attrice, ora in versione conduttrice, che sono certa che vuole insieme a me lanciare un altro pezzo, un'altra dedica del maestro, che questa volta però ci consente anche di omaggiare un altro artista Siete italiano, così interessanti vero? ad ascoltarvi che è stato quasi Fossati, dispiaciuto vero, venire no? qua, Che però... oggi proprio c'è pure un... quindi, maestro. Lugano Dio, cantavi mentre la mano mi teneva. La domanda tu? Cantavo me, tu mi dicevi ed io cantavo di un posto che non avevo visto mai. Maestro, Queste mani per fare un grande applauso ad Alex grazie. Beh, il nostro tempo con Flaminia Marinaro è passato. Il consiglio socio giuridico di lettura è quello di comprare o di leggere o trovare Cinema e diritto di Orlando Rosselli, pubblicato a Giappichelli, che analizza la percezione del diritto attraverso la cinematografia. Quindi grazie Flaminia Naro, alla prossima settimana per buoni consigli e buone letture. Grazie. Grazie a voi, noi ci vediamo subito dopo la pubblicità con la finale del concorso Io canto per. A tra pochissimo.